Bella a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Oggi sarà un video un po' particolare, c'è bisogno di reagire a questo video perché dobbiamo spiegarvi un po' cosa è successo e anche perché la mia reazione è un po' eccessiva, sì, forse no. Sicuramente una cosa che voglio chiarire è che bisogna stare attenti per strada e non bisogna fare come ho fatto io perché tante volte dall'altra parte non sappiamo. Chi ci troviamo? Cosa che io dico. Però quando poi ti fanno saltare i nervi, ma adesso vedrete. Qui avevamo appena finito di fare benzina, ce ne stavamo andando tutti tranquilli, Toret che continuava a pinnarsi l'M6. Non mi vedo, dove sono? Tu eri dietro. Qui c'erano le ruote fredde. Ma questo è Photoshop. Sì, questo è tutto Photoshop, è normale. Ed eccoci qui ragazzi. Allora, in poche parole, qui io stavo nella mia corsia di destra, bello tranquillo, mi sentivo bussare ed era questo che si stava infilando, ma mi è passato talmente stretto che io sono dovuto passare per forza nell'altra corsia. E giustamente qua faccio, ma questo è scemo. Mi affianco perché avanti c'era Carlottina e giustamente vado un attimo nel panico, perché questo inizia ad attaccarsi proprio dietro e la abbagliava, la pressava, diciamo. Qui giustamente le mie parolacce, però ti sale un po' la rabbia, cioè perché ho visto giustamente Carlotta in difficoltà e qui prova di nuovo a speronarmi. Cioè qui lui adesso stava prendendo il telefono e stava distratto dal telefono, voleva fare le foto. Più che altro non mi ha dato nemmeno il tempo di spostarmi, cioè solo come si è azzeccato l'iniziatore. Sì, ma infatti ha provato a speronarci diverse volte. Fermati, Giustamente io volevo farlo fermare perché Perché? avevo il sangue al cervello, ho sbagliato. Lui adesso prende il telefono, faceva vedere che mi voleva fare le foto, voleva filmare, non lo so cosa voleva fare, cioè stava solo mettendo ancora di più in difficoltà perché adesso a brevissimo vedrete cosa combina sto deficiente. Eccomi. Carlotta se ne va molto Io me ne sono tranquilla. ma se non sbaglio sono tornata pure a casa. Sì, sì, sì. Mi sono avviata proprio. No, non ci riacchiappiamo poi. No. guarda. Io qui giustamente ero arrabbiato ragazzi, cioè volevo che si fermasse perché già aveva provato a speronare me e poi ha provato a speronare Carlotta. Io ho tutto filmato! E qui mi affianco per dirgli io ho tutto filmato. Lui per farmi il video col telefono, guardate, si stava schiattando nel guardrail. No, vabbè. Se si schiattava nel Tutto guardrail. filmato! Cioè, Questo è il karma che agisce proprio. lui qui inizia a farmi vedere che stava chiamando il 113. Ci faceva vedere che chiamava il 113 e partiva la chiamata. Tanto ti sto filmando! Vai! Giustamente Chiamati, gli dico. Poi, scusami una domanda, perché avrebbe dovuto chiamare lui il 113 in questo E questo ho caso? detto vai chiamali, vediamo chi ha ragione. Cioè, hai perfettamente torto. Cioè, non mi spiego perché volevi chiamare il 113, per cosa ti sentivi intimorito? La prossima volta non fai il Ma già mafioso parti dal e sorpasso. provi a sfondarci per aria. Qui comunque gli dico vai, lui continua a farmi dire che chiamava il 113 in continuazione. E chiamala. Chiamalo, ho filmato, li aspetto insieme a te, ho detto. Poi giustamente i ragazzi dietro dicevano dai, andiamo Valentina, andiamo, eravamo tutti quanti in gruppo. Io mi ero avviata da 10 minuti. Tu te ne eri anche andato, ho detto vabbè ma chi si mette a perdere il tempo con sto cazzone? Cioè perché ragazzi calcolate che qui stiamo andando veramente a 5 all'ora in tangenziale Cioè che non si potrebbe neanche Cioè questo andare. aveva messo le 4 frecce, non so cosa voleva fare, voleva aspettare la polizia, forse i carabinieri. Spero che vedrai questo video, perché non ti c'è oscuro nemmeno la Ho il targa. filmato! Ho il filmato! Anche io! Ma perché secondo te l'ha chiamato poi il 113? Sì, faceva vedere che chiamava. Infatti vedi qua pure fa vedere di nuovo. L'avranno perculato anche loro. Infatti ho detto vabbè sì, sto scemo proprio e me ne sono andato. Che dire ragazzi, sicuramente non è la scelta migliore da fare perché non si sa mai chi si trova dall'altra parte. Però in questo caso mi sono preso un po' i nervi. È troppo bello Toret. Ripreso da dietro! Io ce l'ho... Anche io ce l'ho entrambe! Ha chiamato, capito? Faceva il gesto di che stava chiamando il 113. Bravo, Chiamalo, bravo, Dio cane. Chiamalo il 113, tu mi hai provato a speronare 3 volte.
è venuto a sperare un'altra persona, chiamalo al 130. Per questo ragazzi io dico, a Napoli bisogna correre, non puoi andare piano, non puoi rispettare. Vedete perché sono illegale? Cioè, come Devi sapete voi, essere già illegale, diverse devi volte nei miei rispettare i video leggi, poi chiappi anche queste ci leggi. fermiamo agli stop Questi e le persone ti frustrati bussano da più dietro totali. o rischi tamponamenti, Cioè, quindi veramente, cioè, Allora, di più io totale, penso di perché- essere la testimonianza cioè, di tu tutto prima questo, vuoi perché da buona fermarmi, neofita io ti rispetto mando a alle fanculo, regole vuoi fare la delle partaccia, leggi vediamo stradali al la 100% e spesso vengo bussata, insultata, Guardalo. la gente mi si affianca e mi manda a quel paese, ma semplicemente perché magari rispetto gli stop alle rotonde, oppure se non mi sento di infilarmi mi fermo i motorini dietro e mi iniziano a vabbè, bussare. lo sappiamo, senza che lo fai una figlia 50 km. Cioè, esiste cosa vuol dire guidare a Napoli? La seguite la serie? No? Ti volevo perculare un po'. Vabbè, comunque qui adesso c'è Toretti che se la pinna. Ma che modo Sei stavo? sicuro Le di Dove star la moto? tranquillissimo, cioè non ti fai niente, lasci la moto, che fai? Qualche graffietto. Il bello è questo, stavo dicendo, che lui la impinna talmente piano che realmente non ti fai nulla. Cioè ragazzi, qui stiamo andando a passo d'uomo. Cioè se qualcuno corre a fianco alla moto va più veloce della moto stessa. Ma veramente, guarda qui. Qui quando la carezza va veramente pianissimo. Guarda là che pazzo, che grande. È bella, la stai coccolando? Brava! L'ha accarezzata. Accarezzala! E così si alza meglio, brava! Sì, io penso che stavo a 20 brava! all'ora nemmeno. Brava, Sì, accarezzala, accarezzala! È fortissimo ragazzi, cioè è assurdo veramente. Ho guardato questo video milioni di volte, lo guardo tutte le volte con voglia. Cioè guardala come si rallenta, si ferma proprio. E io con l'ansia. Pensa di cosa? Vabbè, la targa ormai è andata. La targa è grattata, quello sì. Cioè guarda qui. No, fermati, guarda. Fa attraversare il pedone, guarda adesso. Non mi dite. Si ferma. Oh, lui è passato e riprende ad impennare. No, non l'ha mai abbassata. Cioè, è rimasto. Ragazzi, è assurdo. Comunque questa reaction diciamo che finisce qui. Vi lascio a Toretti che se la pinna fino alla fine del video. Mi ha fatto piacere fare due chiacchierine e chiarirvi il punto, perché fare uscire un video così senza senso so già che sarei finito nel mirino di tutti i frustrati che davano torto a me, quando io personalmente penso di aver ragione in questa situazione. Voi cosa ne pensate? Come avreste reagito? Scrivetemelo nei commenti. Che dire? Ci becchiamo al prossimo video. Sì, vabbè, lo lasciamo dire della macchina. stesso al video stesso. Al monoruota di Toret. È indescrivibile quello che combina sto pazzo. Ma qua tutti i dislivelli, tutti i fossi. Anche i fossi! Cioè, sono dei dislivelli assurdi! Ti anticipi quello che stai per dire nel video. Oh. Bravissimo! Ragazzi, che dire? Finisce anche qui questa avventura. Ci becchiamo al prossimo video. Un bacione. Ciao! Ciao! E tu già la conosci. Ciao. Minchia, ho il braccio a pezzi! E ci Stanca veda. impennare. Ciao.